Lunedì 19 settembre, buona giornata, ben ritrovati in Focus TG su Rete Veneta, il nostro consueto spazio di notizie, aggiornamenti, approfondimenti, collegamenti con il territorio fino alle 13:30. È un lunedì che sarà caratterizzato dal racconto di vari fatti di cronaca. C'è stata ieri un'aggressione a Mareno di Piave, tra poco ci collegheremo sul posto per raccogliere le ultime informazioni. Sappiamo già della morte di uno stagista non ancora diciottenne a Noventa di Piave e anche qui avremo aggiornamenti. E poi per quanto riguarda la città di Padova stanno per tornare con il mese di ottobre le domeniche ecologiche, quindi blocco del traffico, blocco della circolazione per limitare appunto l'inquinamento da polveri sottili. Di questi tempi potrebbe significare anche risparmiare qualcosa per quanto riguarda i carburanti. Questo dunque il nostro sommario. Non mancherà poi lo spazio anche per la cultura e per altre notizie dal territorio. Partiamo però con nell'ambito della cronaca, un caso di maltrattamenti in famiglia. Siamo questa volta a Valdagno, il fatto è avvenuto nel fine settimana. Questi maltrattamenti sono stati interrotti dall'arrivo dei carabinieri. Un uomo di 46 anni di Valdagno è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minaccia aggravata nei confronti della compagna convivente. I militari erano stati allertati dai vicini di casa della coppia sabato sera verso le 21, segnalando alla centrale operativa una violenta lite in corso. In pochi minuti 2 pattuglie sono intervenute nell'abitazione dei due, che sono stati accompagnati in caserma per approfondire la situazione. La donna ha dichiarato di essere stata percossa e aggredita dal compagno più volte nel corso della serata e inoltre di essere stata minacciata di morte con un coltello da cucina. Subito è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Valdagno, dove è stata curata per le lesioni riscontrate. L'uomo è stato accompagnato al carcere San Pio X di Vicenza. Un'altra notizia ci è arrivata poco fa in redazione, sempre da Vicenza, riguarda i controlli nel fine settimana da parte della questura con varie ordinanze emesse dal questore di Vicenza Paolo Sartori. Le operazioni di polizia, fa sapere appunto la questura, si sono concentrate nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente a rischio, quindi Campo Marzo, il Quadrilatero, Giardini Salvi, la zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, Via Faccio, Via Rattazzi e strada Bertesina. Nelle ore serali è stato attentamente monitorato poi il centro cittadino di Vicenza, particolarmente frequentato proprio il sabato e la domenica. I servizi di controllo sono stati intensificati nelle ore pomeridiane e serali. Alla fine dei controlli il bilancio è di 5 esercizi pubblici controllati, 38 autoveicoli fermati, 114 persone identificate, di cui 47 stranieri, 23 con precedenti penali o di polizia. Al termine, come dicevamo, il questore ha emesso alcuni provvedimenti, 2 sono decreti di allontanamento dal territorio nazionale, 3 sono avvisi orali previsti dal codice delle leggi antimafia e 3 invece sono dei fogli di via per soggetti ritenuti socialmente più pericolosi. Non si arresta la lista delle morti sulla strada e siamo ancora una volta nel Trevigiano, travolto da un'auto. È morto un rider appena 48enne, l'ennesima vittima appunto della strada, ferito anche l'automobilista. Vediamo. Il casco a bordo strada. Se l'era tolto per rispondere ad una chiamata, aveva fermato lo scooter sul ciglio. Tutto è accaduto in un attimo. L'auto, una Nissan Qashqai, è arrivata dalla stessa direzione di marcia e lo ha travolto, trascinandolo nel fossato. La vittima è Roman Zapata, 48 anni, argentino, addetto alla consegna per Food Racers.
Un giorno di lavoro per l'uomo, stava portando del cibo quando è avvenuta la tragedia. Sul terraglio a Preganziola all'altezza dello stabilimento Goppion poco prima delle 14. L'impatto è stato violentissimo. L'auto è finita prima contro un platono e poi nel fosso. Immediatamente si sono fermati per prestare soccorsi a alcuni automobilisti di passaggio. Praticamente passando ho visto uno scooter fermo sul lato sinistro e subito 50 metri dopo ho sentito un forte schioppo. Mi sono girato, nello specchietto vedevo una macchina che prendeva in pieno un platano. Mi sono fermato per prestare soccorso, ma non vedevo più la moto e ho chiamato subito il 118. Lo scooter era finito qualche metro più avanti. All'arrivo degli operatori del SUEM 118 per Roman Zapata non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Si tratta della 7ª vittima dall'inizio di settembre. Incastrato nell'auto anche l'automobilista, un 53enne trevigiano, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato poi portato in ospedale ferito e in stato di shock. A terra i pezzi dello scooter, parti dell'auto ed il corpo del 48enne che non ha avuto scampo. La dinamica del grave incidente al vaglio della polizia stradale che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. E un altro incidente, questa volta non mortale ma comunque con un ferito grave, accaduto ieri sera nell'Alta Padovana. Grave incidente domenica sera nell'Alta Padovana in via Molino Nuovo a Campo San Piero. Un motociclista è finito fuori strada terminando la sua corsa in mezzo a un campo agricolo. I vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza la moto, illuminato a giorno la zona e collaborato con il personale sanitario del SUEM per il recupero della vittima, che è stata stabilizzata per poi essere trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. È molto ampia la pagina di cronaca di questo lunedì e tra poco appunto siamo in attesa del collegamento con Mareno di Piave per l'aggressione ai danni di un 56enne, ma c'è stata una rapina violenta in zona Arcella a Padova. Il titolare di un negozio etnico e il suo dipendente sono stati colpiti con una mazza da baseball. Un 31enne e un 22enne del Bangladesh sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri perché accusati di aver aggredito a colpi di mazza da baseball 2 connazionali che gestiscono un negozio etnico all'Arcella nei pressi della stazione ferroviaria. Un'aggressione violenta, il tutto per rubare i soldi presenti nel registratore di cassa, operazione peraltro non portata a termine. Le 2 vittime sono finite al pronto soccorso, anche se con ferite non gravi, mentre i militari, giunti tempestivamente sul posto dopo l'allarme lanciato dagli aggrediti, hanno rincorso i 2 giovani che avevano tentato di fuggire a piedi, bloccandoli. La mazza da baseball è stata sequestrata. I 2 sono ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Le accuse sono tentata rapina aggravata e lesioni. Altra rapina a mano armata in un bar, in una sala slot del parco commerciale Stella a Oderzo. Siamo quindi tornati nel Trevigiano. In 3 a volto coperto hanno costretto i dipendenti a consegnare i contanti, riuscendo poi a fuggire. Telefonata di una dipendente che piangendo mi ha detto che c'era stata una rapina che erano entrati con le pistole, che l'avevano intimidita per fargli aprire, che è stata costretta ad aprire tutte le casse. Volto coperto dal passamontagna in 3 hanno fatto irruzione ieri sera all'orario di chiusura al Central Park Café, al parco commerciale Stella di Oderzo. Uno di loro impugnava una pistola e per le 2 dipendenti presenti in quel momento sono stati attimi di grande paura. Probabilmente c'era anche il quarto già in macchina in attesa della fuga, però erano già pronti, probabilmente erano già lì da 5-6 minuti per vedere come funzionava, perché hanno atteso giusto il momento della chiusura, che stavano per accendere gli allarmi. Nel momento prima che accendessero gli allarmi si sono presentati alla porta, gli hanno puntato la pistola. Uno ha afferrato quello che poteva nel bar tabaccheria, l'altro ha costretto una dipendente ad aprirgli la sala slot accanto al locale, sempre di proprietà di Miotto, e qui si è fatto consegnare anche quello che c'era in cassaforte. Circa 6.000 euro il bottino con cui la banda si è dileguata. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri. Questa mattina a Miotto si è recato alla tenenza di Oderzo per la stesura del verbale insieme alle sue dipendenti ancora molto provate. Le hanno strattonate, hanno dei lividi, hanno qualcosa, insomma, anche se
non gravi, ma comunque le han scioccate. Bar e sala slot sono rimasti chiusi, sconcerto e dispiacere tra i clienti del parco commerciale di fronte agli avvisi affissi sulle porte. Fa paura, molta. In giornata d'oggi si ha paura di tutto. È una zona sicuramente isolata rispetto magari ad altri contesti, però è una zona anche molto frequentata che purtroppo magari alla sera avrebbe bisogno di maggiore sicurezza. D'altro canto anche qui a causa del caro energia la sera le luci del piazzale vengono abbassate e in questo caso i malintenzionati di turno ne hanno approfittato. Prima della pubblicità diamo anche questa notizia. La Polizia Ferroviaria di Padova è intervenuta questa mattina sulla linea ferroviaria tra Padova e Montebelluna all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dove si è verificato un investimento mortale. La vittima, maschio adulto, ancora non è stato identificato. La linea è rimasta bloccata a lungo in entrambe le direzioni. I passeggeri hanno dovuto usufruire dei pullman sostitutivi prima della regolare ripresa della circolazione dei treni. Pausa pubblicitaria, tra poco ancora la cronaca dal territorio. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta. Continuiamo dunque a raccontare l'ampia pagina di cronaca dal nostro territorio. Armati di pistola hanno rapinato l'esercizio pubblico Bar Central Park nel parco commerciale Stella a Oderzo. 3 malviventi travisati con passamontagna, uno armato di pistola hanno minacciato le 2 dipendenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo di Conegliano, quelli della tenenza di Oderzo. Sono in corso le indagini appunto per identificare i rapinatori. Un altro colpo invece sempre nel Trevigiano, non distante, al supermercato Panda Market in via Europa a San Fior. I ladri in questo caso hanno forzato la porta d'ingresso principale facendo irruzione all'interno del locale. Prima hanno rubato il fondo cassa, 1 migliaio di euro, poi hanno scardinato la cassaforte non a muro e sono fuggiti portandosela via. All'interno pare ci fosse anche qui qualche migliaio di euro. Sul posto i carabinieri di Conegliano che indagano per risalire l'identità dei malviventi. Anche qui si conta sull'utilizzo, sulla verifica delle immagini delle videocamere di sorveglianza. Torniamo a Padova, dove rimane alta l'attenzione in Piazza Duomo dopo l'allarme lanciato dai baristi nel fine settimana, controlli preventivi da parte dei carabinieri. Dopo il grido d'allarme dei baristi di Piazza Duomo, preoccupati per le violenze che si registrano tra bande di giovani nei fine settimana, con il timore che i clienti spaventati si allontanino dalle loro attività, è arrivata la risposta delle forze dell'ordine, in particolare dai carabinieri della Compagnia di Padova, che con il supporto di 2 squadre di intervento hanno controllato il centro storico, specialmente alla sera, un'attività che ha dato i suoi frutti nel fine settimana, visto che durante questo servizio non si sono verificate situazioni da dover intervenire. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. A Vittorio Veneto una violenta rissa nel cuore del centro cittadino. Un 25enne di origini marocchine armato di coltello ha ferito un connazionale di 34 anni. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri. Una discussione pare per futili motivi degenerata in una violenta rissa. È accaduto ieri sera nel centro di Vittorio Veneto. Protagonisti del grave episodio alcuni stranieri che dalle parole sono passate alle vie di fatto. Un 25enne di origini marocchine ad un tratto ha estratto un'arma da taglio ed ha colpito più volte un connazionale 34enne. La vittima ha riportato diverse ferite da taglio agli arti superiori. Immediatamente sono stati allertati i militari dell'Arme e gli uomini del suo M118. L'uomo è stato portato in ospedale con una prognosi di una decina di giorni. I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, nel corso delle indagini per identificare i partecipanti alla rissa sfociata nell'aggressione, hanno rintracciato poco dopo, nei dintorni della città, il 25enne già noto alle forze dell'ordine che, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi al controllo rendendosi necessaria la sua immobilizzazione forzata. Illesi i carabinieri intervenuti. Lo straniero arrestato per resistenza a pubblico ufficiale sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima presso il Tribunale di Treviso.
Torniamo nel Vicentino, parliamo ancora di un'operazione antidroga. I carabinieri hanno fermato e arrestato per spaccio una loro vecchia conoscenza. A Lonte, arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio, un 54enne già noto alle forze dell'ordine, irregolare nel nostro paese e senza fissa dimora. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Lonigo mentre era alla guida della sua auto. Visto l'atteggiamento molto nervoso, è scattata la perquisizione del veicolo. I militari hanno rinvenuto ben nascoste dosi di cocaina pronte alla cessione, già confezionate in involucri di cellophane, e per il 54enne sono scattate le manette. Un paio di notizie di interventi del soccorso alpino nella giornata di ieri. Alle 12:50 un escursionista che si trovava al rifugio Papa sul monte Pasubio non si è sentita bene. Una squadra di soccorritori è salita dalla strada degli Eroi al rifugio imbarcando la 65enne di Milano. Stavano preparandosi a partire quando un'altra signora si è avvicinata per chiedere se potevano caricare a bordo il compagno 56enne di Rubano, vicino a Padova. L'uomo, salendo dalla strada delle Gallerie, era scivolato e aveva una gamba dolorante. Un altro intervento invece ha riguardato un 77enne di Schio che non era rientrato dopo una passeggiata. I familiari preoccupati lo sono andati a cercare, ritrovandolo caduto sotto un sentiero. L'allarme è scattato anche qui intorno all'ora di pranzo verso le 13 ieri. La località interessata dall'incidente è a San Zeno, una ventina di minuti a piedi dall'abitato di Schio. Sul posto è arrivata anche qui una squadra del soccorso alpino di Schio, dopo che l'elicottero di Verona Emergenza aveva sbarcato nelle vicinanze con Verricello, equipe medica e tecnico di elisoccorso. Valutate le condizioni dell'uomo, che aveva dolori allo sterno e alla spalla, l'uomo appunto è stato imbarellato e caricato a bordo per essere poi trasportato all'ospedale di Sant'Orso. I soccorritori hanno riaccompagnato a valle invece la figlia che aveva dato l'allarme. A Trissino, restiamo nel Vicentino, sono state trovate delle esche letali in strada che avrebbero avvelenato alcuni gatti. Trissino, allarme bocconi avvelenati che ucciderebbero i gatti nella zona di Via Piana Cattiva di Sotto. In quest'area verde, che sconfina nell'aperta campagna, qualcuno avrebbe lasciato i bocconi letali che metterebbero a rischio anche i cani a passeggio con i padroni. Si segnalano già alcuni casi di avvelenamento che tengono in apprensione i cittadini e tutti gli amanti degli animali. Torniamo in montagna, c'è stato un incidente in altopiano di Asiago, protagonista un 27enne di Marostica con il suo cane. Per salvare il proprio cane, un 27enne è caduto lungo una scarpata rimanendo ferito. Scattato l'allarme, è stato salvato dagli uomini del soccorso alpino di Asiago. È accaduto nella notte sull'altopiano. I soccorritori, con ambulanza e vigili del fuoco, sono intervenuti a Velo di Lusiana, dove il 27enne di Marostica si era fatto male nel tentativo di recuperare il cane. A dare l'allarme la ragazza che era con lui. Scendendo in una ripida scarpata, il giovane era infatti scivolato, sbattendo a terra dopo un salto di roccia di 7-8 metri. Il ragazzo, che si trovava non lontano dalla strada, lamentava dolori al costato e a una gamba. È stato raggiunto dai sanitari, imbarellato e trasportato all'ambulanza. Recuperato anche il cane, una femmina di Doberman che era rimasta bloccata in fondo al dirupo. Ancora una predazione di lupi, restiamo in altopiano di Asiago, stavolta c'è stata una strage di pecore e agnelli. Ancora un attacco notturno dei lupi sull'altopiano di Asiago è accaduto a Cogollo del Cengio, nella frazione di Ceresara, dove improvvisamente 8 cuccioli di lupo con la madre hanno attaccato pecore e agnelli che si trovavano all'interno del recinto elettrificato. Per la paura gli animali infatti hanno sfondato la recinzione e si sono dispersi, diventando così prede ancor più facili per i lupi. Immediato l'intervento del pastore, che però non è riuscito a evitare la strage. Alla fine il bilancio di pecore e agnelli uccisi è di 36 capi e nei giorni successivi tra gli allevatori di vacche c'è chi le ha fatte dormire nella stalla invece che all'aperto per proteggerle da altri eventuali attacchi. Tra poco il collegamento annunciato con Mareno di Piave per questa aggressione ieri ai danni di un 56enne. Intanto andiamo in pubblicità e poi continuiamo a raccontare il Veneto qui su Rete Veneta, Focus TG. A tra poco.
Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta, alle 12:27 minuti, quindi ancora un'ora con voi per raccontare il nostro territorio. Abbiamo visto in questa prima parte quanta cronaca, quanti fatti siano accaduti nel nostro territorio. Abbiamo citato questa aggressione ai danni di un 56enne a Mareno di Piave. Allora, sul posto c'è Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, allora raccontaci cos'è successo ieri. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, allora intanto correggo, a 58 anni Giuseppe Rossetti, ovvero la persona che è stata accoltellata su questa panchina. Ci sono ancora le macchie di sangue di ieri sera. I fatti, molto probabilmente dopo un pomeriggio molto accorato, diciamo così, in famiglia, Giuseppe Rossetti decide di uscire con il cane per una passeggiata. Sono intorno alle 18 e con il cane si dirige verso la chiesa. Qui siamo esattamente sotto il campanile della chiesa di Mareno di Piave e siamo a ridosso del piazzale dove c'è il cimitero. Decide di fare questa strada che fa molte volte nel corso delle giornate con il suo cane per una passeggiata. A quel punto, forse o ad andata o al ritorno, si è fermato qui probabilmente per un momento di sosta e alle spalle è stato accoltellato da una persona. In paese si dice un familiare molto vicino, probabilmente proprio in virtù di questo alterco che sarebbe capitato nel corso del pomeriggio di domenica. L'accoltellamento è capitato intorno alle 18:30 circa. Subito sono scattati i soccorsi da parte di alcune persone che hanno assistito a questo accoltellamento. L'aggressore pare poi sia scappato diretto verso i campi, sia dileguato, tanto è vero che anche oggi i carabinieri stanno controllando tutta la zona proprio per cercare di vedere dove si sia nascosto appunto questa persona, perché d'altra parte non può fare molta strada, almeno quanto ci è stato detto. Dicevo appunto, è stato subito soccorso Giuseppe Rossetti, è stato condotto prima all'ospedale di Conegliano e poi a quello di Treviso. La ferita sulla schiena è profonda, circa 5 cm, probabilmente, anzi sicuramente causata da una lama di 30 cm e tutto questo naturalmente è accaduto intorno alle 18:30, 18:45. Tra l'altro tutta questa scena pare sia stata immortalata da un fotografo che si trovava qui per caso, un fotografo dilettante, le cui immagini sono state subito sequestrate dai carabinieri in zona. Il fatto viene seguito dal pubblico ministero, il magistrato Giulio Caprarola. Ancora adesso non si sa se l'accusa per l'aggressore è di tentato omicidio oppure di lesioni aggravate. I dati di oggi dal Cafoncello dicono che comunque Giuseppe Rossetti è ancora in prognosi critica ma non in pericolo di vita e quindi insomma adesso si tratterà di recuperare la persona che in questo momento è ancora in fuga, è ancora irreperibile. E se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio Zanato, buon lavoro a raccontare dunque questo fatto ai danni di Giuseppe Rossetti, 58 anni, a Mareno di Piave. La campana ci ha confermato che il collegamento era in diretta alle 12:30, appunto appena suonate dal campanile. Torniamo a raccontare altri fatti del territorio. Prima abbiamo parlato di cani, di gatti, lupi, pecore. Ecco, completiamo questa pagina dedicata agli animali con la Polizia Provinciale di Vicenza che è intervenuta al laghetto di Busa Piezzegoro a Recoaro 1000. L'obiettivo è liberare le acque dei pesci che mangiano i girini. Recoaro, la polizia provinciale e i volontari del bacino Agnochiampo entrano in azione nel laghetto di Busa Pizzegoro. È il comune, preoccupato per la presenza di pesci non tipici che possono mettere a rischio l'equilibrio ambientale, ad aver chiesto l'intervento. Viene segnalata la presenza di pesci rossi, pesci gatti americani e qualche pesce gatto italiano, specie invasive che nel loro menù prediligono uova di anfibi e girini, mettendo così a rischio la popolazione di rane, rospi, tritoni e salamandre presenti nella zona che, nel laghetto, uno dei pochi sopravvissuti alla siccità, si riproducono. Per questo sarà necessario asciugare il laghetto con le idrovore e prelevare fino all'ultimo pesce, visto che si tratta di specie particolarmente prolifiche e bastano pochi esemplari per formare numerosi branchi in poco tempo. Intanto Polizia Provinciale e volontari del bacino Agnochiampo hanno prelevato oltre 30 kg di pesce che è stato portato a Montecchio Precalcino e qui liberato in apposite vasche in attesa di individuare un luogo adeguato dove vivere senza mettere a rischio la sopravvivenza di altri animali.
Un pezzo di storia che se ne va in pochissimi secondi. Siamo a Montegrotto Terme, una potente esplosione e un albergo ormai in disuso da tempo è finito in polvere in pochi secondi. Ecco le immagini spettacolari. «20 kg di tritolo divisi in 350 microcariche, 15 giorni di preparazione e l'hotel Rio d'Oro a Montegrotto è venuto giù in meno di 3 secondi con un effetto tricolore a rendere il tutto più spettacolare. Sono i numeri dell'operazione che ha visto la demolizione della struttura alberghiera, chiusa ormai da 15 anni, che però ha rappresentato un pezzo di storia di Montegrotto. Ora al suo posto verrà costruita una casa di riposo, ma con meno cemento perché da 8 piani di altezza si passerà a soli 2. Si attendeva l'abbattimento di questo albergo che generava tante criticità e tanti disagi ai cittadini. Oggi è il giorno X dell'abbattimento, dopo il quale verrà fatta la casa di riposo. Quello che ha reso complicato l'operazione era la vicinanza della cerchia di case, che ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del mondo. Un'esplosione che è stata la dimostrazione di come la tecnologia sia fondamentale e di come sia cresciuta molto negli anni. 40 le Il rumore che ha fatto era che qui avevamo messo un dispositivo per bagnare le macerie in fase di caduta, e quello è abbastanza rumoroso perché lascia scoperti dei metri di miccia detonante, che è quella che fa rumore. Adesso andrà completata la demolizione, recuperati i materiali che si possono riciclare e bonificata l'area dove era stato impiegato molto amianto. Un lavoro che costerà complessivamente 630.000 euro, ma che darà una boccata d'aria all'ambiente. Ora, in 15 mesi, sarà completata invece la prima casa di riposo dell'area termale. Andiamo ora a Vicenza raccontandovi un progetto senza precedenti per asfaltare le strade della città. Una richiesta che in questi anni noi di Rete Veneta abbiamo raccolto dai cittadini di tutti i quartieri. Finalmente arriva una risposta non a chiacchiere ma con i fatti. Le strade sì, ecco, quelle un pochettino magari da metterle a posto sì, da asfaltare sì. L'asfaltatura sarebbe una roba che merita. Le strade già tutte messe male. Marciapiedi, strade sistemate sicuramente sì. Primo obiettivo, asfaltare le strade di Vicenza. È la missione che i cittadini affidano al sindaco da quasi tutti i quartieri. Noi di Rete Veneta, che da anni diamo voce ai vicentini, sappiamo bene che l'asfaltatura delle strade e la cura dei marciapiedi è la prima richiesta in assoluto, un'esigenza prioritaria. Francesco Rucco, al momento della sua elezione, aveva assicurato una sistemazione di tutti i quartieri e adesso bisogna dargli atto che le promesse si stanno trasformando in fatti, con un piano senza precedenti che prevede il lifting di strade e marciapiedi. È un piano importante dove vede la priorità di strade e marciapiedi. Anche i marciapiedi sono oggetto di richiesta e stiamo facendo moltissimi interventi direttamente come comune ma anche come MCPS. Sul punto strade abbiamo investito il bilancio 6 milioni e mezzo di euro, quando in passato mediamente si utilizzava una somma intorno al 1 milione di euro, già questo anche durante gli anni della precedente amministrazione, e abbiamo scelto addirittura, lavorando con le aziende che fanno i sottoservizi come Viacqua e Vireti, la volontà di ripristinare i manti stradali, portando addirittura gli investimenti a 9 milioni, quindi 6 milioni e mezzo del comune e 2 milioni e mezzo poi di queste società di sottoservizi che riguardano sempre il comune di Vicenza. E quindi un piano straordinario che vedrà già nelle prossime settimane il completamento, fino a quando le temperature lo permetteranno, di altri interventi stradali. Via Aldomoro ne è un esempio, ma anche da marzo a giugno 2023 interventi straordinari in tutti i quartieri, dove siamo già andati in questi mesi anche estivi, ma torneremo a fare molti interventi in molte strade di quartiere. La principale in quel periodo sarà quella di Via Quadri, che da Viale Trieste fino a Via Fusinieri è in pessime condizioni e quindi verrà riasfaltata.
Gli interventi su strada e marciapiedi da est a ovest di Vicenza riguardano Viale della Scienza, strada Pasubio, strada Marosticana, strada di Bertesina e vie limitrofe, dal centro storico ai quartieri più periferici. Zone dove noi di Rete Veneta in questi anni abbiamo continuato a raccogliere la voce dei residenti per portarla al sindaco. Ci sono voluti i tempi burocratici, ma oggi possiamo dire che non dappertutto i lavori dovranno andare avanti, ma in molti quartieri, in tante strade, la missione è compiuta o si sta compiendo. Sì, Rete Veneta è stata assolutamente sostenitrice delle iniziative, grazie anche al contatto diretto che ha con i cittadini. La ringrazio di questa sollecitazione, stiamo lavorando anche per dare risposta alla città e a chi poi se ne fa portavoce anche con l'amministrazione. Da un sindaco ad un altro, da quello di Vicenza a quello di Montecchio Maggiore, che interviene a proposito della ricostruzione del cavalcaferrovia di Via Battaglia. I lavori, dice, stanno rispettando il cronoprogramma. Cavalcaferrovia di Montecchio Maggiore, proseguono i lavori di ricostruzione dell'infrastruttura di Via Battaglia per permettere la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità, la TAV per capirci. Prevista la chiusura del cantiere per gennaio 2023. Intanto la viabilità viene deviata sulla bretella dell'SPV che si collega con la regionale 11. Un cronoprogramma che a oggi pare sia rispettato, come conferma il sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula. Sono in linea con quelle che sono le tempistiche, hanno avuto, mi diceva, un leggero ritardo, quindi una settimana di ritardo rispetto a quella che è la previsione del piano delle tempistiche, ma lui era tranquillo, diceva addirittura che contano di rientrare in quella settimana, ma insomma io sono veramente contento perché stanno rispettando le tempistiche. Per noi è fondamentale perché l'attraversamento del cavalcaferrovia di Via Battaglia è uno snodo cruciale per il nostro comune e non solo. E adesso stanno facendo praticamente le colonnone grandi che dovranno tenere su il ponte, perché sarà un ponte appunto fatto su colonne, quindi non più coi terrapieni come c'era prima, ma ci saranno delle colonne che sosterranno il ponte fin da quando parte in salita sostanzialmente. Prima c'era il terrapieno, adesso è un concetto completamente diverso. Il ponte avrà una larghezza molto più ampia, quindi con possibilità anche di fare sia il marciapiede che pista ciclabile, cioè tutto un altro ponte molto aggiornato, molto più solido, molto più lungo, anche perché deve attraversare dei binari che non sono solo quelli della linea tradizionale ma anche quelli della TAV, e quindi noi lo aspettiamo, siamo qua che lo aspettiamo perché veramente abbiamo bisogno. Gli intasamenti ci sono ancora purtroppo in quello snodo e quindi... Congestione del traffico in uno dei punti già critici della viabilità causa lavori in corso, che viene ancor più accentuata in questi giorni di inizio scuole e di maggior flusso di mezzi in transito. Quando cominciano le scuole il traffico aumenta veramente in maniera spropositata e quindi crea problemi ulteriori a quelli che già ci sono normalmente. Le 12.40 è tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora tante notizie dal Veneto. A tra poco. Ancora ben ritrovati in Focus TG di questo lunedì 19 di settembre. Abbiamo parlato di tanti incidenti mortali sulla strada, purtroppo continuiamo a raccontare incidenti sul lavoro. In Italia c'è una media di 3 vittime al giorno, questi sono i dati degli ultimi 2 anni e si aggiungono a questa tragica lista anche dei giovani, dei giovanissimi, come il caso di Giuliano De Seta, morto in un'azienda pochi giorni fa. Si sta parlando di abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, dei cosiddetti stage appunto in azienda. C'è ancora grande cordoglio ovviamente nella sua famiglia e nella sua comunità. Allora, per fare il punto della situazione e raccogliere altre voci, ci colleghiamo con Anna Maria Parisi, che ha anche un ospite con sé. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno, sì, ci sono delle importanti novità per quanto attiene appunto alla morte di Giuliano De Seta di 18 anni, morto nel corso dello stage. Mercoledì prossimo, 21 settembre, ci sarà una grande mobilitazione per il momento degli studenti veneziani
per ricordare Giuliano De Seta a Venezia alle 18 e non è escluso che non intervengano, come certamente poi crediamo sarà, anche gli studenti provenienti da altre province venete, forse non soltanto. Con me, ringrazio per questo, c'è Ugo Agiollo della CGIL Venezia. Notizia questa confermata, Agiollo? Questa è una notizia confermata, gli studenti saranno in piazza, noi stiamo lavorando perché assieme agli studenti ci siano in piazza anche le organizzazioni sindacali, perché il tema è un tema che riguarda sia la sicurezza sul lavoro e sia la sicurezza, tanto più la sicurezza quando c'è il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Dove ci si incontrerà mercoledì prossimo in quel di Venezia? In che zona, in che campo? In campo San Geremia a Venezia, ed è chiaro che invitiamo anche tutti i lavoratori, le lavoratrici, le persone, i cittadini e le cittadine a essere con noi, perché crediamo che il tema non possa più essere rinviato, ma deve trovare qualche soluzione che impedisca queste morti francamente inaccettabili sotto qualsiasi punto di vista. Davvero inaccettabile questa ennesima morte. Si sta parlando di strage sui posti di lavoro per quanto attiene in particolar modo ai ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. Inaccettabile, ricordando anche Lorenzo, morto il 21 gennaio scorso, per il quale era intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, manifestando innanzitutto il suo cordoglio alla famiglia, quindi dicendo che fatti del genere non sarebbero più dovuti accadere, cosa invece disattesa. In virtù di questo, come si sta muovendo il sindacato, anzi i 3 sindacati, visto che le riunioni, gli incontri tra di voi avvengono di giorno in giorno e si ripetono anche di ora in ora nel corso della stessa giornata, così con il sindacato nazionale, affinché cosa state pensando quali le vostre proposte da estendere al governo in tal senso? Risulta assolutamente evidente che su questa questione, in particolare della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna metterci le mani. Ci sono cose più volte dette ma poi non realizzate, da quelli che sono gli organici a quelli che sono anche i sistemi di controllo e di verifica, a quelli che sono anche le stesse accordi che vengono fatti tra le scuole e le aziende per poter fare questo percorso appunto di scuola-lavoro. Sono tutti temi che vanno affrontati e non possono essere affrontati in termini burocratici, come spesso abbiamo visto in questi periodi, e sono temi che devono essere al centro della nostra attenzione 12 mesi all'anno. Perché il dramma è esattamente questo, il dramma è che poi alla fine aumentano, come sono aumentati gli incidenti sul lavoro, gli infortuni, e sono aumentati le morti in questi mesi di cosiddetta ripresa. È evidente che qualcosa non funziona, che qualcosa non va. Non ci bastano più le dichiarazioni, bisogna che ci siano delle cose concrete. Per questo stiamo lavorando come CGIL e CISUIL di Venezia, del Veneto e anche a livello nazionale per fare delle iniziative, e in particolare a livello nazionale si sta ipotizzando di dedicare una giornata a questo tema, sia dal punto di vista informativo e sia dal punto di vista anche degli incontri con le controparti, per trovare evidentemente degli accordi su questo tema. Ecco, quando, Giollo? Presto, perché gli interventi vanno fatti subito, perché la nostra idea è di fare queste iniziative di mobilitazione prima della fine del mese di settembre. Sì. Quindi dopodiché io mi permetto di dire una cosa: i nostri interlocutori sono le ULS, l'Ispettorato del Lavoro, sono tutti soggetti pubblici, la Regione, che su questo hanno una loro competenza. Però io credo che sia anche il momento di chiamare in campo le associazioni datoriali, perché anche loro hanno responsabilità rispetto a questo.
Se quindi non hai domande da studio, ti restituisco la linea, Mirko, ringraziando Ugo Agiollo per questo intervento e ricordando che mercoledì prossimo, 21 settembre alle 18, appuntamento di tutti gli studenti veneziani e non soltanto per ricordare Giuliano De Seta a Venezia in campo San Geremia, a cui ad appoggiare questa manifestazione, che è una manifestazione di protesta in definitiva contro i PCTO e per ricordare Giuliano e non soltanto, anche i sindacati. Benissimo, grazie a Anna Maria, grazie a Ugo Agiollo e rinnoviamo l'appuntamento per mercoledì a Venezia. Allora, la comunità di Ceggia, sotto shock ovviamente per la morte di questo ragazzo, così il primo cittadino, l'istituto Da Vinci a Portogruaro dove Giuliano aveva appena iniziato il quinto anno. Vediamo. Ho incontrato la mamma e i familiari, il papà è occupato in questo momento per motivi burocratici. L'ho portato il cordoglio da parte dell'amministrazione, di tutti i cittadini, dei suoi amici, della comunità di Ceggia tutta. È un sindaco sotto shock, affranto dal dolore, quello che torna dallo straziante incontro con la famiglia di Giuliano De Seta. Stava imparando a muoversi nel mondo del lavoro tramite la scuola, quindi è una cosa che ci lascia perplessi e ci fa anche pensare, insomma, su questi meccanismi. Giuliano era iscritto al quinto anno presso l'Istituto Tecnico Da Vinci di Portogruaro, indirizzo elettronica. Il suo sogno nel cassetto era diventare ingegnere, racconta, raggiunta al telefono il dirigente scolastico Anna Maria Zago. Aveva grandi progetti, appassionato di tecnica, di quello che stava studiando. Come possiamo, che parole, non ci sono parole se non esprimere proprio la nostra vicinanza alla famiglia e il dolore di tutta la scuola, la vicinanza ai compagni di classe. Oggi serrande abbassate nella casa di Via Bosco, qui a Ceggia, dove Giuliano era nato e viveva con il fratello più piccolo, mamma Antonella e papà Enzo. Famiglia che chiede alla stampa di rispettare questo incommensurabile dolore. Famiglia che dopo un anno di travaglio si era appena ripresa da un altro dramma, quello di un gravissimo incidente stradale cui Giuliano era scampato prendendo un volo aereo. Gli staremo vicini come comunità e cercheremo di guardare il futuro nel ricordo di Giuliano. Questo posso dire che la comunità di Ceggia sarà vicina alla famiglia come lo è l'amministrazione, come siamo tutti, come i suoi amici. E mentre anche il sindaco di Ceggia torna a chiedere una modifica del progetto PCTO con cui gli studenti si affacciano al mondo del lavoro. L'ambiente industriale è un ambiente potenzialmente pericoloso, i rischi ci sono sempre dietro l'angolo, quindi il controllo dovrà essere magari potenziato. A Portogruaro il Da Vinci si sta già mobilitando nel ricordo di Giuliano. I rappresentanti degli studenti mi hanno chiesto che vorrebbero organizzare anche poi delle iniziative proprio in memoria, iniziative che insomma condivideremo, sentiremo anche insomma il desiderio della famiglia. Altro lutto invece a Cittadella, è scomparsa una delle donne più anziane del Veneto. Lutto a Cittadella che piange la sua figlia più anziana. È morta qualche giorno fa Lucia Bertoncello, vedova Rebellato. Aveva 107 anni e, oltre a essere la persona più anziana delle liste dell'ufficio anagrafe di Cittadella, era una delle donne più vecchie del Veneto. Lascia la figlia Roberta e i molti nipoti. L'ultimo addio le è stato dato nella chiesa di Laghi, dove la salma è giunta dall'abitazione di via Campagna Tron. L'amministrazione comunale ne ha dato notizia sui canali di comunicazione istituzionali per segnalare alla popolazione questa perdita. In apertura abbiamo dato conto dell'incidente mortale di Preganziolo in cui ha perso la vita un rider, uno di quelle persone che trasportano il cibo a casa. Ebbene, c'è un aggiornamento, vediamo.
Uno schianto terribile, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca e la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato e omicidio stradale. Nel mese di settembre sono già 7 le vittime. Roman Zapata, 48 anni, argentino, era arrivato in Italia da qualche mese. Residente ancora a Roma, lavorava alla Food Racers, azienda trevigiana, coprendo la zona di Preganziol, Mogliana e Marcone. Ieri era in servizio. Arrivato nei pressi dello stabilimento Goppiona Preganziola, accostato sul ciglio della strada per rispondere al telefono. Probabilmente stava prendendo un'altra ordinazione quando ad un tratto è stato tamponato violentemente da una macchina guidata da un 53enne trevigiano. L'auto, dopo aver travolto l'uomo in sella al suo scooter, è finito contro un platono e poi dentro il fosso, trascinando con sé la vittima. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del SUEME 118, ma per Zapata non c'è stato nulla da fare. Ferito al torace e alle gambe anche l'automobilista, portato in ospedale in stato di shock. Zapata, laureato in amministrazione e gestione d'impresa all'Università di Morón in Argentina, si occupava di musica, era stato manager di una società musicale, poi contitolare di una società editrice fino all'avvio di una casa discografica. Qualche mese fa la scelta di venire in Italia, tanti sogni che si sono infranti sul terraglio. Lasciamo questa ampia pagina di cronaca, salvo eventuali notizie dell'ultima ora che dovessero arrivare in redazione. Parliamo di iniziative benefiche. Una di queste è Camminare per la Vita, che nell'edizione 2022 ha avuto oltre 2.500 partecipanti. È la camminata promossa da Sciare per la Vita, organizzazione di volontariato fondata da Deborah Compagnoni. 2 percorsi di 4 e 10 km all'interno del Parco dello Storga, quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso, e Parco di Villa Margherita, con partenza da Parco Sant'Artemio, sede della provincia. Presenti tante famiglie con bambini e cani al seguito, coppie, singoli che hanno approfittato della bella e fresca giornata, favorendo così lo scopo benefico dell'iniziativa, ovvero raccogliere fondi da devolvere interamente a sostegno dei progetti di cura, assistenza e ricerca in ambito pediatrico. Altra iniziativa benefica: dopo il caffè sospeso c'è anche il pane sospeso. Solidarietà dunque ai tempi del caro bollette. Il cesto del pane invenduto viene lasciato fuori dal panificio ogni sera per chi ne avesse bisogno e di mattina lo si trova sempre vuoto. Pane invenduto per chi ne ha bisogno. La scritta che campeggia sul cestone fuori dal negozio, che ogni sera si riempie di filoni e rosette e torna vuoto il mattino successivo. Io l'ho fatto con lo spirito di voler aiutare la popolazione in questo momento in cui insomma c'è necessità. Una volta c'era il caffè sospeso. Covid e lockdown ci hanno abituati ad altri generi alimentari sospesi, cioè lasciati fuori dai negozi perché chi bisognoso, grazie alla generosità di altri cittadini, potesse prenderli. Tema che resta di attualità, ma stavolta per un'altra emergenza, quella relativa al caro vita in generale, alle bollette che affliggono le famiglie. E allora chi può mette, anche per chi non ha la possibilità di comprarne di tasca propria. E con questa filosofia la panificatrice in strada del Tormeno, oltre che per evitare che si sprechi il pane invenduto, lo lascia ogni sera fuori dal negozio affinché chi ha bisogno non sia nella condizione di chiedere, ma abbia direttamente la possibilità di prendere, mantenendo l'anonimato. È il pane che viene avanzato a fine giornata e di cui ovviamente non abbiamo possibilità di recupero. E in buona sostanza ho pensato che piuttosto che gettarlo, avevo già chiesto alla collettività tra i miei clienti se c'era qualcuno che avesse delle necessità, ma ovviamente ho trovato, come dire, no, anche un po' di resistenza, paura a dire sì, c'è qualcuno in difficoltà. Per cui ho detto, sai che c'è Sveva, mettiamo il cestone e proviamo a vedere se la mattina il cestone è vuoto, ed è andata così, il cestone la mattina è vuoto. Io spero insomma che chi lo raccoglie sia chi ha veramente bisogno. Una notizia che riguarda l'Istituto Cerletti di Conegliano. La provincia di Treviso ha approvato il progetto definitivo per il miglioramento sismico. I lavori ammontano a 3.130.000 euro, quasi interamente finanziati dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dà un contributo di poco superiore ai 2.900.000 euro. Il resto lo mettono il Ministero
dell'istruzione è appunto la provincia di Treviso. La sede del Cerletti si trova in viale 28 aprile a Conegliano ed è situata all'interno dell'area verde denominata Parco delle Rimembranze ed è poco distante, poco più di 1 chilometro dalla stazione ferroviaria e degli autobus. Dunque miglioramento sismico in arrivo, riguarderà appunto tutti i corpi dell'edificio. Ora facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, tra poco ancora Focus TG, state con noi. Tre minuti dopo le 13, ancora buona giornata e ben trovati. Siamo agli ultimi giorni della campagna elettorale, si chiuderà venerdì a mezzanotte, venerdì 23 di settembre a mezzanotte, dopodiché scatterà come da normativa il silenzio elettorale sui mezzi di comunicazione per quanto riguarda i comizi e diciamo le forme tradizionali di campagna elettorale, perché sappiamo bene, non nascondiamoci dietro un dito, che in realtà sui social network che per il momento sfuggono a questa normativa, la campagna elettorale continua sia il sabato sia ampiamente anche durante il giorno del voto. Lo ricordiamo, si vota domenica dalle 7 alle 23 in un'unica giornata di voto e appunto voteranno tutti i maggiorenni, i diciottenni per la prima volta possono votare, questa volta anche per il Senato dopo la riforma che ha tagliato 400 parlamentari. Saranno eletti 400 deputati a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, e 200 senatori invece a Palazzo Madama. Abbiamo provato a sentire le voci di alcuni cittadini per capire non tanto le intenzioni di voto, che comunque non possono essere dichiarate visto che il voto è segreto, ma la domanda è stata questa: andrete a votare sì o no e perché? Vediamo cosa ci hanno risposto. Sono un po' incerta perché non so chi votare, che c'è tanta confusione e non si sa cosa fare. Speriamo alla fine, dopo si deciderà qualcosa. Sì, vado a votare sicuramente, perché comunque è importante l'espressione tramite il voto del nostro stato d'animo in quanto cittadini. Indipendentemente da cosa si va a votare, è importante, se si è indecisi su chi ci si informa, se ci si è informati e non si è contenti, scheda bianca o nulla, però l'importante è andare. Non vado a votare. Perché? E sono molti anni che non ci vado, perché a queste persone che ci sono là non mi danno nessun spiraglio di qualche cosa che facciano. E allora mi dispiace, sono persone inaffidabili e non gli do il mio voto. Io andrei, però non so bene il nostro governo ancora. Cioè non ti sei informato ancora? Non mi sono informato ancora. Io sono ancora incerto, perché abbiamo una classe politica che non mi sembra proprio al top, sia alla destra che alla sinistra, e non saprei veramente cosa fare, non ho ancora deciso, veramente. Vorrei non andare. Perché? Perché appunto non ho scelto una persona che mi possa rappresentare e quindi... Non ci sono le preferenze, lei vorrebbe le preferenze? No, vorrei credere in una figura politica che possa gestire la situazione che stiamo vivendo. Sfiducia. Perché non ci vado perché senti la bandiera che gira da un lato, la bandiera che gira dall'altro, promesse e cose campate in aria, non cose concrete. Guardi, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Vedremo poi se all'ultimo cambieranno idea tutti questi tanti indecisi che abbiamo trovato. La quarta domenica del mese di ottobre rappresenta per Noventa Padovana l'appuntamento con la Fiera del Folpo. Quest'anno però con un'operazione di rilancio c'è anche il malcontento di chi gestisce le giostre.
Da Sagra del Folpo a Fiera del Folpo, un cambio di nome per il più conosciuto appuntamento di Noventa Padovana che si ripete da decenni, un cambio di nome che indica la volontà dell'amministrazione di valorizzare l'appuntamento, farlo conoscere di più fuori dai confini comunali e rilanciare così anche l'economia locale. Il sindaco si aspetta un'edizione record e ha dato incarico a una società specializzata di riprogettare tutta l'organizzazione, riorganizzare stand e giostre, andando anche a prendere i padovani che non vogliono usare l'auto con le barche direttamente nel capoluogo. I titolari delle attrazioni però sono scontenti perché saranno trasferiti dalla piazza a una zona decentrata. Alcuni non erano molto contenti degli spostamenti, lo capiamo, però deve sempre prevalere l'interesse generale della fiera, cioè la fiera deve essere assolutamente rilanciata, deve essere assolutamente fatta conoscere a livello regionale, il motivo per il quale noi abbiamo investito molto. Gli attrazionisti temono che lo spostamento causi dei gravi danni economici alle loro attività. Martedì scorso ci hanno informato che praticamente con le nostre attrazioni ci hanno fatto dei spostamenti. Siamo 7 ditte che ci troviamo in una situazione molto grave. Noi chiediamo di poter risolvere questo problema perché abbiamo diversi grossi interessi in base alle nostre spese. L'incontro tra sindaco e attrazionisti è durato un paio d'ore, ora si vedrà se sarà possibile raggiungere un compromesso. La fiera senza di noi non esisterebbe. Le giostre sono una parte fondamentale della fiera e vanno sistemate in un posto adeguato. Tanta gente ha partecipato alla 45esima edizione della Festa dell'Agricoltura a Istrana, siamo in provincia di Treviso. Il sindaco Gasparini l'ha definito un panorama a 360 gradi sul mondo agricolo. E poi altra fiera invece in frazione di Sala. Mani esperte che lavorano il rame, oppure questi centrini eseguiti con cura con l'uncinetto. Sono alcuni dei mestieri di un tempo che si sono potuti ammirare nella 45esima edizione della Festa dell'Agricoltura. Complici il sole ed una bella giornata, a Sala di Strana oggi tanti cittadini hanno voluto essere presenti. Quest'oggi è davvero una grande festa perché possiamo avere la mostra dei vecchi mestieri, lo spettacolo equestre, riprendiamo con l'esposizione anche zootecnica dopo 2 anni di stop, mostra trattori, ci saranno poi prove di aratura e di tutto di più, ecco, anche i nostri mercatini. Una festa dove non poteva mancare la banda musicale ed il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via alla festa agricola. È tornata questa storica festa che guarda a 360 gradi al mondo agricolo, una vetrina per le eccellenze del territorio, ma non solo. Abbiamo fatto incontri informativi che riguardano i temi che sappiamo sono sullo sfondo e che sono la sostenibilità e la transizione, soprattutto quella energetica. Abbiamo poi avuto delle serate di degustazione dei nostri prodotti tipici. Siamo tornati dopo 2 anni di stop, spiega l'assessore all'agricoltura. Siamo ripartiti con, prima cosa, come vedete alle mie spalle, le mucche o le vacche che sono mancate per diversi anni. Quest'anno ripartiamo con le mucche, i cavalli, gli attrezzi agricoli. Ecco, vogliamo dare veramente il nome, la ripartenza della festa dell'agricoltura. Fra i momenti clou di questa manifestazione il concorso dei formaggi, venerdì 23 cena di gala e premiazione delle aziende che si sono distinte. Andiamo a premiare le eccellenze di quelle aziende agricole che allevano le mucche, producono il latte e trasformano il formaggio, che si sono distinte. Come allevatore di bovini di vacche da latte è veramente un punto di partenza, perché da qui col concorso formaggi siamo proprio riusciti, valorizziamo i nostri formaggi di fattoria, partiamo da qui. Oltretutto oggi una giornata della fiera proprio, siamo riusciti a portare anche diverse razze di bovini da latte e anche abbiamo una splendida rassegna cavalli. Ed eccola l'esibizione con i cavalli fra gli stupiti occhi dei bambini. Una festa che continuerà il 23 con la cena di gala e giovedì 29 con il convegno sulle api.
Dal mondo dell'agricoltura al centro della città di Treviso, dove in uno dei luoghi più antichi e più visitati e utilizzati anche della città, cioè la Loggia dei Cavalieri, c'è stata la consegna del premio Ponte della Bontà, destinato come da tradizione al mondo del volontariato. Siamo infatti alla 46esima edizione di questa manifestazione, che è promossa dal gruppo folcloristico trevigiano. La scena che non ti aspetteresti mai di vedere, l'assessore leghista Gloria Tessarolo consegna a Gaia Righetto, portavoce del centro sociale Django, il premio Ponte della Bontà per il progetto Caminantes, il dormitorio ricavato all'ex caserma Piave, occupata abusivamente dal collettivo ZTL nel 2014 e poi entrata in un percorso di recupero con lo UAV di Venezia. Esistono decine di persone che stanno ai margini, che vivono in strada e che purtroppo per un motivo o per l'altro non riescono ad essere supportati dalle reti ufficiali. Queste persone nella maggior parte dei casi stanno in una condizione di invisibilità e non vengono considerate. Pensiamo che da questo punto di vista sia necessario fare un percorso anche nella nostra città per modificare radicalmente le condizioni di queste persone. Quando parliamo di grave marginalità parliamo di un grande mondo del volontariato, parliamo anche dell'ente che ha una struttura propria, l'asilo notturno di via Pasubio ha una comunità alloggio in centro, quindi il comune c'è, ma da solo, come si diceva giustamente, non può fare tutto. Premiata l'associazione Natale Mazzolà, che opera tra gli anziani delle case di riposo dell'Isra, l'avvocatessa Caterina Maresio per il suo impegno a favore dei diritti civili, la Lilt di Treviso per il servizio di trasporto dei malati oncologici. Sono state trasportate negli ultimi 5 anni 3.800 persone per un totale di oltre 26.000 trasporti, impiegando circa 130.000 ore da parte dei nostri volontari e percorrendo una media annua di oltre 450.000 chilometri. Premiato l'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta per aver raccolto 12.000 euro devoluti alla famiglia dei 2 giovanissimi senegalesi annegati a giugno nel Piave, Falou Bop di 14 anni e Bassirou di 18, quest'ultimo morto nel tentativo di soccorrere il fratello. Un gesto, questo anch'esso premiato. La vicepreside Anna Maria Parisi ha ricordato commossa Falou. Falou era un bambino splendido, delizioso. Davvero è stato un percorso di emozioni, abbiamo conosciuto associazioni, persone che hanno lavorato per anni dietro le quinte, quindi ci sembrava doveroso dare un riconoscimento a tutto questo lavoro che stanno facendo, senza chiedere nulla in cambio. E allora, congratulazioni ai vincitori di questo premio della bontà, a tutti coloro che in generale si impegnano silenziosamente per il bene degli altri. Impegnarsi per il bene comune vuol dire anche, ad esempio, inquinare poco. Ci sono ormai da tempo le iniziative delle domeniche ecologiche. In questo tempo di aumenti di carburante, insomma, tenere ferma la macchina può essere certo un segno di rispetto per l'ambiente, ma anche un motivo per risparmiare. E allora l'iniziativa riguarderà tutte le città della pianura padana, come succede ormai da alcuni anni. Noi ne parliamo collegandoci con Padova insieme a Federico Fusetti all'esterno di una delle sedi della provincia di Padova. Buongiorno Federico. Esatto Mirko, hai riconosciuto dove siamo alla Stanga, cosiddetta la zona di Padova dove c'è la sede, una delle sedi della provincia. Siamo con il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, il tema l'hai anticipato, ma insomma c'è un tavolo tecnico che si chiama tavolo tecnico zonale che si è riunito oggi per discutere dei provvedimenti che si prenderanno nei prossimi mesi. Le domeniche ecologiche, ma non solo, sono varie iniziative sul tappeto. Ovviamente l'obiettivo è unico.
e soprattutto da chi vi viene l'input per prendere questi provvedimenti? Allora, innanzitutto è la provincia di Padova che coordina il lavoro che sono chiamati a fare i comuni dell'agglomerato della provincia. Ricordo sono 12 comuni con il comune capoluogo che è Padova. Il tema dell'incontro di oggi, che è stato anche sotto certi aspetti animato nel senso positivo perché ha portato a dei risultati, è quello che inevitabilmente nei provvedimenti a favore del contenimento dell'inquinamento il comune di Padova è favorito, se non altro per geografia, no, del proprio centro storico. Il comune di Padova è più favorito a fare una chiusura, un blocco totale del traffico dentro le mura e quindi a creazione di iniziative, di attività per i cittadini, per fare in modo che i cittadini trascorrano la domenica senza l'utilizzo della macchina. Altra cosa è ovviamente per i comuni della prima cintura urbana, magari comuni che sono attraversati da strade statali o strade provinciali, quindi strade ad alto percorrimento di traffico. Ecco, lì i provvedimenti sono più difficili, ma l'importante è che se ne cominci a parlare, l'importante è che i provvedimenti, seppur piccoli, vengano presi. Anche chiudere una limitata porzione di strada, chiudere una piazza e fare delle iniziative e cominciare a far provare ai cittadini il piacere di non utilizzare la macchina per una domenica e di stare nel centro del proprio comune e vivere la comunità e vivere la città in quel giorno, è un primo passo verso un atteggiamento più consapevole, più responsabile e più rispettoso dell'ambiente. Quali sono i prossimi passi di questo tavolo? Oggi avete discusso con i rappresentanti dei comuni, adesso cosa succede? Ci faremo portavoce dei sindaci che chiedono dei chiarimenti, degli approfondimenti alla Regione del Veneto per dei provvedimenti che siano più omogenei nel territorio, e l'ambizione della provincia è quella di poter pensare per il 2023 a una domenica veramente ecologica di blocco totale per tutti. Cioè per tutta la provincia? Per tutto i comuni vicini 12 comuni con termini al capoluogo, quindi a Padova. Un'ultima cosa, ci diceva poco fa che anche la provincia ha delle spese importanti per quello che riguardano soprattutto le scuole, che siete preoccupati e che sono spese alte che potrebbero alzarsi ancora con il fenomeno del caro bollette. Ma assolutamente sì, pensate che in momenti di pace, dico io, cioè i momenti prima del caro bollette, pensate che ogni giorno la provincia di Padova per aprire le sue 37 scuole, i suoi 64 plessi, spende 18.000 euro al giorno di energia e di riscaldamento, scusate. Quindi voi pensate questa cifra quanto può aumentare, quanto certamente aumenterà nei mesi invernali che abbiamo davanti. E quindi uno dei grandi problemi che insieme agli uffici, insieme ai dirigenti della provincia stiamo affrontando è come intanto calcolare questi aumenti per avere una stima dei costi e soprattutto quali provvedimenti adottare per cercare di contenere i consumi. Grazie vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo. Mirko, se non hai domande? Sì, una veloce. Padova è città con molto traffico, Padova e tutto il suo circondario ovviamente, però ci sono poi le autostrade, le tangenziali appunto che circondano la città, quindi la propongo come ovviamente una provocazione, una contraddizione il fatto che magari poi si blocchi il traffico nei comuni, ma il grande traffico di scorrimento intorno alla città rimanga. Certo. Padova e anche i comuni che abbiamo citato prima, è vero, possono chiudere, però c'è tangenziale, autostrada, ci sono molte strade ad alta densità di traffico proprio intorno, quindi chiudere è ancora più difficile da spiegare. Assolutamente sì, infatti questo è stato il tema appunto che abbiamo affrontato insieme ai comuni. C'erano prima comuni, pensiamo a Cadoneghe, pensiamo a Ponte Vigo d'Arzere, il comune di Vigo d'Arzere, quindi situazioni in cui i provvedimenti non sono semplici proprio per la presenza di strade ad alto percorrimento, e adesso la capacità di questo tavolo sarà nell'individuare dei tragitti, di individuare delle strategie per poter rendere i provvedimenti più omogenei possibili.
Grazie. Mirko, a te la linea. Grazie Federico Fusetti, grazie al vicepresidente Gottardo, buon lavoro. Noi dal traffico presente o assente o bloccato invece passiamo all'arte. Fino al 30 ottobre c'è un'esposizione da non perdere in Villa Rubelli a San Zenone degli Ezzelini. Scopriamola insieme. Gioielli, sculture e poi dipinti con tante tecniche diverse, dall'incisione all'acquerello e all'acrilico. È la rassegna Arte in Villa, emozioni e colori del territorio, con artisti tra Montegrappa, Brenta e Piave. Una rassegna giunta alla 5ª edizione, ospitata come sempre a Villa Rubelli di San Zenone degli Ezzelini, aperta tutti i fine settimana fino al 30 ottobre. E oltre all'edificio principale, la Barchessa ospita i lavori degli alunni della scuola primaria e quelli degli artisti dei comuni gemellati. Una 5ª edizione arrivata con un anno di ritardo causa pandemia, ma con tanto entusiasmo e un messaggio di pace. Oltre agli 11 comuni che hanno aderito a questa iniziativa, i comuni della Pedemontana, quest'anno è stata introdotta una novità. Abbiamo aperto gli orizzonti ai comuni gemellati di Maiano e di Marzling per rinsaldare il legame di gemellaggio che è tuttora in essere. E abbiamo anche esteso la personale a un pittore ucraino. Novità anche per i piccoli artisti, con l'invito degli organizzatori e i dirigenti scolastici di indire un concorso per le scuole primarie alla scoperta della Pedemontana, vista con gli occhi dei bambini, che hanno così riscoperto tanti gioielli del territorio. Le opere sono di tantissimo livello, sono di vario stile, in tutte le tipologie si può dire, e noi abbiamo provato in qualche modo, sono tantissime, di fare l'allestimento in modo da risalto il più possibile a ogni opera. In questi 5 anni il titolo dell'esposizione è sempre stato lo stesso, con l'aggiunta però di particolari sempre nuovi. Prima l'acqua, poi l'albero, quest'anno la Pedemontana, con un messaggio sempre valido: l'unione, la fratellanza, il rispetto e l'amore per la nostra terra. Rimaniamo in ambito artistico, parliamo di cinema. Michele Placido ha avuto una partecipazione speciale nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, provando anche l'emozione di recitare sul set con suo figlio Brenno. Da Venezia lancia allora la sua idea: creare in Laguna una scuola di cinema che duri tutto l'anno e non solo nel periodo del festival. Una scuola di cinema a Venezia per tutto l'anno. La proposta è di Michele Placido, che ha avuto una partecipazione nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa alla Mostra del Cinema di Venezia, in cui tra l'altro ha provato anche l'emozione forte di recitare sul set insieme a suo figlio Brenno. Venezia dovrebbe avere un qualcosa che cambi l'idea di 10 giorni, che il festival dura 10 giorni, arrivano queste sfilate a volte con persone importanti, cioè che nel proprio ambito, però ci sono anche molti influencer, queste donne indossano questi vestiti, svestiti, ma che non hanno nulla a che fare col cinema. E se penso c'è un po' di cafoneria, diciamo, nel senso, e che Venezia diventi invece, essendo stato il primo festival del cinema mondiale, diventi una scuola di cinema per tutto l'anno, che funzioni per tutto l'anno. Come è stato lavorare con suo figlio? È emozionante, molto emozionante, perché poi è stata una scelta che ha fatto il regista Pippo e ha preso Brenno per un piccolo ruolo significativo. Poi si è informato, ero libero, ha detto: ma sai, io però ho sentito che avevo bisogno di te, me l'ha mandato a dire con un amico d'infanzia. E quindi non ha potuto dire di no? Non ho potuto dire di no. Di padre in figlio. È stato molto forte perché comunque lavoravo con mio padre nel paese dove lui è nato e dove io sono cresciuto da bambino, dove ho trascorso gran parte delle estati. Un'occasione di crescita per me, perché lavorare con mio padre comunque non è semplice. È stata una possibilità veramente per imparare tanto guardando gli altri.
Sveliamo un dietro le quinte, o dietro il set, meglio, restando nel linguaggio cinematografico, a proposito del Festival del Cinema di Venezia, perché tra le varie questioni che gli organizzatori hanno dovuto affrontare c'è stato anche un caso di positività al Covid. Un giurato ha lavorato in isolamento, chiuso in camera, in un hotel al Lido, collegato via Zoom con gli altri colleghi. Non era mai capitato nei 2 anni precedenti, in cui l'incubo del contagio Covid era molto più presente e tangibile nella cittadella del cinema. È successo quest'anno. Un componente della giuria è risultato positivo al Covid e ha lavorato per una settimana in isolamento. A rivelare il retroscena alla fine del festival il direttore Alberto Barbera. Per fortuna era positivo ma asintomatico, non aveva nessun disturbo di nessun tipo, quindi ha potuto lavorare, lo ha fatto dalla stanza, dalla camera dell'albergo, l'abbiamo messo a disposizione un grande monitor dove ha visto tutti i film e ha partecipato a tutte le riunioni della giuria via Zoom. Ormai la tecnologia ci supporta anche in questi casi. Poi, tornando ai temi più strettamente cinematografici, l'attesa dei pronostici già comincia a rivolgersi agli Oscar. Vede qualche film che possa puntare agli Oscar? Ma ci sono senz'altro, è una cosa che è stata segnalata soprattutto dalla stampa americana, che è quella più attenta, no, a questo aspetto. Credo che numerosi dei film che erano presenti qui in mostra li vedremo nei prossimi mesi nella lunga corsa che ci separa dalla cerimonia di assegnazione dell'Academy a marzo. A cominciare dal Leone d'Oro, forse? A cominciare sicuramente dal Leone d'Oro. Ricordiamo che Laura Poitras aveva già vinto un Oscar con un suo documentario precedente, non c'è dubbio che anche questo ha grandi possibilità. Andiamo ora all'oratorio Don Bosco di Rosà, che ha aderito a un documento molto importante. L'oratorio Don Bosco di Rosà è il primo del Veneto che s'avvale della Carta Etica Regionale dello Sport. 14 articoli che vanno a interessare atleti, allenatori, ma anche genitori, tifosi e una comunità intera, per far sì che lo sport sia concretamente un'opportunità di crescita, condivisione e divertimento. È una bellissima iniziativa che riguarda i veri valori dello sport a 360 gradi. È totalmente inclusivo. Esatto, totalmente inclusivo, sì. Coinvolge anche la disabilità, quindi quello che è il paralimpico, diciamo. È un orgoglio per voi? Sì, è un orgoglio per noi questo. L'avete chiesto voi? L'abbiamo chiesta noi dopo aver partecipato insieme a un ragazzo a un concorso e poi è piaciuta e abbiamo chiesto se potevamo entrare nella carta etica e ci hanno detto di sì subito, che saremmo anche stati i primi circolo a entrare, quindi ovviamente abbiamo deciso all'unanimità come direttivo di aderire alla carta etica dello sport. Adesso tra l'altro questa insegna verrà messa bene in vista proprio sui vostri campi sportivi. Sì, verrà attaccata alla parete dell'oratorio sul campo da calcio, dove viene frequentato da tutti praticamente. Sì. Chiudiamo con una cartolina davvero speciale che è arrivata poco fa dallo spazio da Samantha Cristoforetti, che ha, passando sopra il Veneto la scorsa notte, evidentemente ha immortalato la città di Padova, e questo è il centro di Padova, illuminato appunto e visto dalla Stazione Spaziale Internazionale. Samantha Cristoforetti sarà la prima donna, tra l'altro, ad essere a capo, alla guida, al comando della stazione, prima di rientrare a terra fra qualche settimana. Chiudiamo così Focus TG di oggi, torniamo domani puntuali a mezzogiorno. L'informazione su Rete Veneta come sempre oggi alle 18:50 con TG Bassano, alle 19:15 con TG Vicenza. Grazie per l'attenzione, buona giornata.